Buonasera, buonasera amici dal Pala VIP, mi dicono di dire così, di Aversa. Sta per iniziare gara 2 che vede impegnata Aversa contro la nostra Jolly Cinquefrondi, già vittoriosa nella prima gara, in gara 1 per 3-0. Oggi alla regia abbiamo Gabriele Bonini, cameraman e commento tecnico di Francesco Bonini. Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera diamo una mano alla baracca. Viaggio lungo, lunghissimo, ma siamo qui a raccontarvi quello che succede e farvi vedere quello che succede in questo palasport immenso, un palasport da 1200 posti a sedere. Bella struttura. Cinquefrondi viene per chiudere la partita, Cinquefrondi viene per non consentire la prosecuzione di questa fase all'Aversa, e viene da un 3-0 secco in casa che ha fatto tanto rumore in casa dell'Aversa, dalla quale squadra si aspetta certamente una reazione di orgoglio. Ma Polimeni e i suoi hanno preparato molto bene la partita, in settimana si sono allenati in maniera molto strenua e attenta, sia dal punto di vista atletico, dal punto di vista tecnico e tattico. Fino a qualche minuto fa Abbiamo partecipato anche noi, Francesco, senza capire nulla. Cioè? Quando hanno fatto il video e hanno studiato la partita di andata, non abbiamo capito granché poco fa, io e te. Ah, ecco, bravo. non riuscivo a capire. Intanto Samuele Aprile, Eccoli. Mateus Dalagnol, alzatore Alessandro Bellucci, Alberto Limberger, Mimmo Laganà, Nicolas Nardi e il libero Giovanni Chillemi. Ed è questa la jolly di questa sera. Vediamo Aversa, schiera Vetrano numero 3, numero 11 Corti, numero 13 Bonetti, '14 Illuzzi. Illuzzi è il palleggiatore. Entra, sì. Testa grossa. Numero 15 Testa Grossa. E numero 18 Mandolini. Libero il numero 12 Nero, quindi cambio di libero. È una squadra un po' rivoluzionata e comunque dà fiducia la squadra di Aversa al palleggiatore Illuzzi in partenza, che viene preferito agli altri due. Ricordiamo che Aversa schiera ben 3 palleggiatori, utilizzati tutti e 3 nel corso della gara 1 a Cinquefrondi. Prima di iniziare con il commento della partita, salutiamo gli amici che si sono organizzati e stanno vedendo in comitiva la partita nella Villa Comunale a Cinquefrondi, dove è stato allestito uno schermo apposta. Affettuosamente un bacio ciascuno a tutti. Guardiamo insieme e emozioniamoci insieme, arrabbiamoci insieme. Noi siamo qui e voi a distanza di 500 km a guardare la stessa cosa, ad esultare nel caso di vittoria del Cinquefrondi. Un attimo di
un problema tecnico ci costringe a riavviare, saremo qui tra un attimo solo. Chi è? Dov'è? Siamo ritornati in diretta. Un piccolo riassunto di quello che è successo, stiamo sul 3-1 5 frondi, 2 errori al servizio consecutivi dell'Aversa e un turno positivo da parte di Mimmo Laganà. Bella difesa di Limberger, alza Nicolas Nardi e Matteo Salagnol mette a terra il libero nero, ha visto rosso. Una delle raccomandazioni di Polimeni è stata, ai suoi naturalmente, è stata quella di mantenere costanza nel servizio. Fino adesso ha battuto al salto sia Mimmo Laganà sia Limberger. Tanto nero, muro, copertura di Bellucci, alza Nicolas Nardi per Matteo Salagnol che tenta un pallonetto. Pipe in campo. Pipe di Mandolini. Palla in campo e come se non bastasse invasione a rete Jolly, segnalata dal secondo arbitro. Cantore? Sì. Domenico Vito Cantore, mentre Maria Luisa Traversa è il primo arbitro. Serve 2, riceve 4. Matteo Salagnol è out, non c'è tocco. Stringe troppo questa palla Mateus. Sì, nel tentativo di evitare il muro piazzato ruota un po' troppo il polso e la palla finisce oltre la linea laterale opposta a quella della schiacciata. Bene Limberger per Laganà, si insacca il muro, tra muro e rete, 3-5. Muro arretrato, non arriva a contrastare l'attacco del 5 Frondi che va avanti 5-3. Indicazione di Polimeni sulla zona dove indirizzare il servizio da parte di Nicolas Nardi. Flot. Primo tempo, muro Centro. di Samuele Aprile su come si chiama? Vetrano, sì, numero 3, il centrale aversano. Se ci sono problemi mandate messaggi a Gabriele, non chiamate il mio numero perché il mio telefono viene utilizzato per la diretta. Al secondo servizio Nicolas Nardi, 6-5 Frondi, 3 Aversa che riceve.
difesa di Nicolas Nardi, Mimmo Laganà manda out. Peccato. Anche lui cerca, come nella scorsa occasione, nella scorsa azione, un incrocio che va a buon fine, sì, ma anche purtroppo, nel senso che la palla finisce almeno una 20-30 centimetri fuori dalla linea opposta. Aversa al servizio. Bonetti al salto, jump, sì, saltò, e out. Direttamente fuori. Le indicazioni evidentemente del staff tecnico dell'Aversa sono quelle di forzare la palla al servizio quanto più possibile per mettere in difficoltà la ricezione avversaria, ma fino a questo momento abbiamo già registrato 3 errori al servizio. Tanto Bellucci è in campo. Scavalca il muro, l'attacco da posto 4. Sì, sì. Mandolini da posto 4, scavalca il muro e mette a terra. Non è coperta la zona di campo. Vetrano intanto al servizio. Matteo Salagnol riceve e Matteus si propone con tocco del muro. Forte, forte. Out, mani out. Forte, forte, arriva la massima estensione del braccio Matteus Dalagnol e piega l'ultima falangetta delle dita delle mani del muro avversario, che tocca e manda fuori. 8 chi batte, 5 chi riceve, batte Matteus Dalagnol. Forte, troppo forte, direttamente fuori. Primo errore dal servizio per 5 frondi. Sei 8 al salto Aversa, buona ricezione, fa cosa può, 5 frondi. Una palla che arriva alzata in maniera non perfetta in posto 4, arriva da dietro, viene si schiacciata da 5 frondi, ma il muro è pronto sul posto, rispedisce la palla mittente e quindi siamo a -1 per avanti 5 frondi, 8-7. Ma stiamo andando. Mio. Samuele Aprile al servizio. Non c'è banda. 9-7. Aspetta Renato. Di prima. Vuoi mettere il mio? Sì, sì, c'è. Okay. Come? Sì, siamo in diretta finalmente. E questi sono... Ci siamo Renato? Sì, siamo ora. Ci dovete perdonare ma c'è qualche problema Di linea. di campo, sì. Noi trasmettiamo con i cellulari, quindi se si abbassa il campo di ricezione naturalmente abbiamo dei problemi. Speriamo bene per il proseguo della partita. 8-11 il nostro tabellone non è aggiornato, sì, perché stavamo sistemando. Siamo appena usciti da un muro secco di 5 fronti nei confronti Mimmo di Aversa. Laganà tiene bene Nero e schiaccia, mi sembra, il numero 13 Bonetti. 9-11.
Aia. Se Renato finisce di fare esperimenti. Fatto, sistemato anche l'audio. Nel frattempo 5 fronti, 12-9. Sì, ma non c'era solo la mia cuffia, Francesco. Intanto Limberger sul nero, primo tempo, Murato Vetrano, 9-13. Preso, e non per la prima volta, Vetrano al centro. Sì. Funziona oggi il muro centrale ad opera a turno di Samuele Aprile o di Nicolas Nardi. In questo momento fuori Aprile, dentro solo Nardi, dentro il libero Giovanni Chillemi. Serve Limberger. Testa grossa, muro, mani Attacco out. No, dell'opposto, Corti, mani out, Corti. sì. Era Corti, mani out. Intanto il Luzzi si prepara sul 10-13. Palleggiatore scelto per l'inizio della partita. Bene Limberger. Matteo Sallagnol prende in pieno Il Luzzi. il Luzzi stesso che stoppa di petto, ma la palla finisce out. Una parallela fortissima quella di Matteo Stallagnol, sorpreso quasi il Luzzi, che comunque riesce a mantenere la palla in gioco, ma la devia lì dove non può essere recuperata dal suo compagno, vicino al segnapunti. Avanti 4-5 fronti, 14-10, serve Nicolas Nardi. Out. Esecuzione pessima da parte sì. di Nicolas Nardi, lo si è visto già in partenza. Evidentemente l'indicazione di Polimeni è stata vincolante. Bonetti al servizio. Chillemi male. Riceve Mateus fa quello che fa può. quello che può. Nero dall'altra parte. Muro. Copertura. È alzata in tuffo. Tuffo dall'altra parte Chillemi. anche di Chillemi. Ed è Muro. Fuori. Ed è mani out fuori. di Mimmo Laganà. Allora, Danno punto però. no, è impazzito il no, tabellone. stanno cambiando. Devono riazzerare. È impazzito il tabellone. Sì. Comunque non è un mani out Renato quello è proprio un fuori, perché la palla è rimasta dalla parte del campo del 5 fronti, è andato fuori dalla linea. Ah. E in campo intanto Questa la volta schiacciata di Corti. Siamo 54, 55 a 15 siamo. 55 a 15. Finita la partita praticamente. Ah no, ok. 12 comunque. Riallineato il tabellone segnapunti. Mi sembra 12-15. Eccolo, 12-15. Ok. Sì, ma stiamo andando ancora avanti, siamo a 22. Finito. Allora, vediamo che alla Vetrano al servizio. In tuffo Chillemi, primo tempo di Samuele Achille che tenta una palla spinta, un pallonetto, ma gli viene rimandato in testa, rispedita al mettente. Primo tempo lentissimo Renato. Lentissimo, prevedibilissimo, lentissimo, sale il muro avversario. Sulle mani del muro. Sì, basta semplicemente spingere. 13-15. Una di quelle palle che dice basta spingere e mandare alla parte opposta, punto per loro. 13-15. Ok, fermo lì, non ti muovere. Vetrano al servizio. Centrale Su Chillemi. Chillemi. Mimmo Laganà tenta mani out di esperienza, di furbizia. Assolutamente. Non era pronto per la sua l'attacco bomba. forte, sì, esatto. E Ha quindi visto il muro piazzato e quindi ha spinto la palla, gliel'ha fatta toccare con le mani. Sì, sul muro esterno, sul braccio del muro esterno, del giocatore esterno. Dall'Agnol. Il Luzzi tiene Bellucci, difesa di Bellucci, Mimmo Laganà servito sulla testa, di testa grossa, e sfrutta con la stessa furbizia Mandolini, sfruttando le mani del muro per mandare out.
Si arrabbia Mimmo Laganà. Mi sono perso, figlioli. Quanto siamo? 31-16 dice il Perché tabellone. qua sto tabellone sta andando, io 14, quindi ho scritto bene. Al servizio, mi dite il numero? Rettura. Si Gabriele. ferma sul nastro la battuta del numero 11 che ora ho visto, Corti. Mi hanno detto di non fare battute sui nomi, quindi farò poche battute. Tanto Samuele Aprile al servizio. Lo andiamo a trovare, eccolo. 14-17. Più 3-5 frondi. Di un set sostanzialmente, diciamo, equilibrato. 5 frondi è riuscito a racimolare qualche punto di vantaggio. Numero 13 Bonetti per Illuzzi, per Mandolini che è out, ma dentro. c'è invasione, no? C'è invasione. Palla Tocco. toccata. Oh. Palla toccata. Non protestano i giocatori della Jolly di Permandor. Intanto continua a ruotare. Sì, adesso siamo 5, 6, 17, 7, 17. Secondo me è andato proprio un tilt, Renato. Comunque la verità è che siamo a 15-17. Out la battuta di Mandolini. 15-18, si è fermato il tabellone. Mimmo Laganà, servizio. Su Mandolini, palla regalata. Si era opposto Illuzzi alla schiacciata di Nicolas Nardi, mani out. Mette in difficoltà la ricezione avversaria Mimmo Laganà, la palla si impenna, va a finire dalla parte del 5 fronti, si alza time out. L'altissimo Nardi, trova l'opposizione del muro ma non basta, a terra il pallone numero 19 per 5 fronti, sono 15 invece quelli della Versa. Si dice Aversani, Renato? Aversani. Non si dice avversari? Anche. Dipende. Degli avversari aversani. Degli avversari aversani. Possiamo chiedere a facciamo... lui se si dice Aversano. Gli abitanti di Aversa come si chiamano? Aversani. Ok. Confermato. Abbiamo un autoctono insieme a noi, un amico dipende però se stanno sulla strada principale. Un amico di Gabriele. Ciccio, vediamo se mi fai da spalla. Dipende se stanno sulla strada principale, se no si chiamano Traversani. Ecco, queste le puoi fare, Renato. Quelle sui nomi un pochino di meno. Vabbè, ma qua oggi abbiamo poco. Possiamo giocare poco sui nomi. Successo qualcosa? Non abbiamo visto, stavamo scherzando. Fatto sta che c'è di nuovo Mimmo Bomber Laganà che dà posto 1. Forza. Ehi. E va fuori. Va fuori, Corti salta su questa palla destinata out. 16-19. Tanto testa grossa, servizio. Riconoscibile dal suo codino. Come il mio. Sì, uguale al tuo e al mio, Renato, e tutte e due proprio. Guarda. Matteo Salagnò. Oh no, però raddrizzata, c'è anche invasione di Avetrano. Bene, non segnalato. Questa è una di quelle azioni. Probabilmente era già a terra la palla quando. È un'azione di quelle che praticamente da potenzialmente negativa diventa estremamente positiva, perché esatto. La palla una ricezione al limite viene trasformata dal palleggiatore in un buon servizio per il suo schiacciatore. Limberger al servizio su Nero. Bonetti nell'angolino. Un mezzo, una volta si chiamava trenino, Renato, con la finta del primo attacco va a finire sulla banda in posto 4, salta male il muro in ritardo, punto 17 per Aversa. Più 1, Illuzzi al servizio. Palleggiatore, zona 1.
Bene Limberger. Buono. C'è Mimmo Laganà, tocco del Muno, si tuffa Nero. Intercetta la palla. Ma... Trova lo spiraglio Mimmo Laganà da opposto, salta al di là della riga dei 3 metri a regolare il suo attacco, mani fuori. Intanto non viene segnato il punto. Io ho un 17-22, confermate? Non lo so Renato, lo stai seguendo tu. Gabriele? Confermi 17-22? Sicuri? Sì. Siamo andati un po'... 17 sì, ho fatto un doppio punto. Renato. E il tabellone mio pure. Dal 16-20 sono passato al 17-21. Ho fatto una somma. Sai fare pure il sarto? Due colonne. Sai fare pure il sarto Renato? Chillemi. Vediamo. Matteo Salagnol è murato questa volta. Si riavvicina pericolosamente Sì. Aversa con un 2-0 adesso in questo momento. Bonetti al servizio per il terzo Consecutivo. suo tentativo e Cinquefrondi cerca di interrompere un pochino la serie con una di quelle chiamate che sa tanto di... Respiriamo. Sì, esatto. Ha E chiamato time out formazione anche Polimeni. e quindi si prolunga l'interruzione, prima con la chiamata da parte del capitano Limberger, poi con il time out. Vuole riorganizzare le idee Polimeni, che stiamo inquadrando in questo momento. Eccolo. Le indicazioni sono rivolte a Dalagnol. Siamo sul 21-19, un momento delicato del primo parziale. Cinquefrondi praticamente sempre avanti. 19-21. Che ho detto io? 21-19. 21-19 Cinquefrondi, no? 21-19 Cinquefrondi, va bene. Va bene pure. 19-21 Aversa, no, Cambiamo l'ordine degli addendi e il risultato cambia, decisamente. certo. E allora, cari amici che siete in collegamento, siamo ad Aversa e per voi stiamo trasmettendo questa partita che è la gara 2 dei playoff per la promozione in Serie A2. Chillemi. Malino, Chillemi. Ma c'è copertura, difesa del... È una bella alzata Bravissimo, da fondo bravissimo. campo di Luzzi. Eccezionale. Con una Nulla da schiacciata dire. di Mandolini. Nulla da dire. Gesto tecnico prodigioso. Il Luzzi da posto 1 e anche oltre. Oltre, fuori dalla linea di fondo, ha alzato la palla. Sì. Indietro. Altrettanto prestigioso il colpo del suo posto 4. Con una palla che veniva da dietro, la mette dentro in maniera prodigiosa. Di nuovo Chillemi. Mimmo Laganà, tenta il pallonetto, ma c'è Corti. Arriva tardi Laganà, Di nuovo. E l'avevamo detto che era un momento particolare. Di nuovo Mandolini dallo stesso punto di prima, e per nello stesso punto. Per la prima volta Aversa impatta in un momento veramente delicato del primo parziale. Questa rotazione non fa bene a Cinquefrondi, speriamo girino rapidamente. Matteo Salagnolo queste volte è buono, primo tempo di... Buona dentro. Palla toccata. Di Vetrano. Ha dato palla toccata. Corti indica Vetrano. Non si vede Gabriele perché non ho girato la telecamera, guarda. Devo allargare un pochino per far vedere tutto il campo, vuol dire che lasceremo questa inquadratura. Sì. Intanto Colpa Alessandro Bellucci al servizio. La lasciamo più larga. Bonetti riceve e Corti schiaccia, ma c'è difesa di Chillemi sulla attacco di Matteo Salagnol. Parallela dentro. Al centro in posto 6 la bomba di Mateus Dalagnol e Bonetti. Il biondo brasiliano numero 3 sblocca la situazione. Andiamo sul di nuovo. 23 Cinquefrondi, 21 Aversa.
e questa volta è Aversa che interrompe giustamente la ripresa del gioco da parte di Cinquefrondi, che ha ricominciato a camminare, si era fatta agganciare sul 21 pari e adesso siamo invece sul +2, 23-21, e attendiamo che l'arbitro, il secondo arbitro, fischi i 30 secondi. 1, 2, 3, eccolo qui, pronto. Renato, come si chiamano gli arbitri? Maria Luisa Traversa, che non è di Aversa, Approfittiamo per far e vedere, Domenico Vito eccoli, Cantore. eccoli i dirigenti sostenitori, lo striscione del Cinquefrondi nella tribuna opposta alla nostra. Berlucci al servizio, di nuovo Bonetti, Illuzzi per un pallonetto, per fortuna preso. Apertura dietro Mimmo muro. non c'è, cerca una palla spinta. Non ha saputo approfittare Cinquefrondi di una palla che si poteva giocare in maniera certamente più efficace. Era stato coperto lo spazio dietro il muro, non è stata buona la costruzione, ha portato al punto numero 22 per gli avversari, 22-23. Chillemi male, out, dentro. 23 pari, 23 pari, si preannunciano scintille. Cosa non c'è? Secondo time out. Ci siamo? Secondo time out per Polimeni, 2-1 il conto dei time out discrezionali. Era opportuno quindi 2-2. 2-1 mi pare. No, o no. 2-2? Sul 15-19 Loro? ok. Poi noi sul 19-21. Ok, quindi hanno esaurito i tempi a disposizione tutti e due gli staff tecnici, e adesso andiamo tutto d'un fiato verso la fine del primo set. Siamo sul 23 pari, un momento delicato dopo un vantaggio anche se risicato di 2-3 punti di Cinquefrondi, mantenuto per tutto il primo parziale, dall'inizio fino a questo momento. Sì, Vetrano sono 3 battute consecutive. Oh! Non è una palla incisiva quella di Vetrano, però sta mettendo in seria difficoltà Giovanni Chillemi, che non riesce a ricevere. Già sono 3 le ricezioni difettose da parte del libero capitano, e siamo sul 24-23 e la situazione quindi si è un po' capovolta. Sembrava avviarsi a chiusura per Cinquefrondi, siamo esattamente all'opposto. Set point con Vetrano al servizio per il suo quinto o quarto servizio consecutivo. Quarto, quinto, ci ho perso il conto. Ancora Chillemi. Mimmo Laganà e sicuro. Muro, e finisce primo set qui ad Aversa, 25-23. Peccato, veramente peccato. Cinquefrondi sembrava poter fare, assolutamente, sembrava poter far suo il primo parziale, quasi, non dico azzardo dicendo in scioltezza, mantenendo comunque un vantaggio che poteva essere sufficiente punto a punto per arrivare fino alla fine. Un blackout verso il punto numero 21 ha fatto riagganciare gli avversari, poi riparte Cinquefrondi dopo un time out 23-21, e poi la serie positiva di Vetrano con questo deficit in ricezione, deficit 4 consecutivi. deficit in ricezione da 21 sono arrivati a 25, punto, quindi 4 punti. 4 punti di Vetrano quindi consecutivi, che come dicevo prima, non con un servizio irresistibile, lui addirittura non si stacca da terra quando va a servire, però evidentemente è una palla insidiosa, una palla che sbanda
per come viene colpita, e dall'altra parte non ha trovato pronto o comunque in condizioni ottimali Giovanni Chillemi, che ha ricevuto malissimo i primi due, così il terzo pallone, e insomma abbastanza buono il quarto, ma ci hanno pensato gli altri poi, quindi niente da fare, siamo sotto di 1-0, 5 Frondi quindi si riposa, al cambio di campo vedremo cosa succederà. Sono le ore 21:03, quindi già passata mezz'ora dall'inizio della partita. Una formula questa dei playoff abbastanza impegnativa per assolutamente il fisico dei nostri e dei loro giocatori. Pensate che dopo una stagione praticamente queste squadre si ritrovano adesso a giocare una prima fase con vittoria di 2-3, dopodiché ci sarà una seconda fase per chi passerà ancora su 2-3, e se si riuscirà ancora a passare ancora un'altra finale, quindi sostanzialmente potremmo definirli come i quarti, questi sono i quarti, poi ci sarà una sorta di semifinale sempre con i 2-3 e poi una finale 2-3, ma non è tanto questo, è il fatto che le squadre andranno a giocare di continuo 2 partite alla settimana, e quindi di mercoledì e di sabato di continuo. Quindi abbiamo visto la partita di sabato a 5 Frondi, questa qui ad Aversa di mercoledì, sabato se ci sarà se soccomberà a 5 Frondi ci sarà gara 3 a 5 Frondi, e poi di seguito a seconda del risultato delle altre partite comincerà la semifinale, e quindi direttamente mercoledì fuori casa, dovesse essere 5 Frondi, andrà a giocare la prima della semifinale, la prima partita della semifinale. Noi vogliamo essere ottimisti, e qualora 5 Frondi si affermasse e passasse questo turno, potrebbe andare a giocare o contro la squadra di Roma o contro la squadra di Ferrara, quindi vorrebbe dire una trasferta netta subito mercoledì prossimo o a Roma o a Ferrara, mentre paradossalmente dovesse passare l'altro turno incontrerà o Leverano o gli amici nemici, insomma amici più che nemici, dai, assolutamente, diciamo i cugini del potrebbe essere la Lamezia, qualora la Lamezia non andasse già sotto di 1, esatto, già sotto di 1 con una gara giocata in casa. Matteus Dall'Agnol, pronto, corto, primo tempo, ma c'è difesa di Bellucci, di nuovo Bellucci, Mimmo Laganata, palla spinta, Bonetti, muro di Samuele Aprile 1, Illuzzi, di nuovo Bonetti, palla, Bonetti guarda il muro piazzato, vede che non c'è copertura dietro al muro e piazza questo pallonetto dove Bellucci in distensione a terra non riesce a raggiungerlo. Bella pallavolo all'inizio di questo secondo parziale, attacchi e controattacchi, pallonetti, uno dei quali vincente, l'ultimo, da posto 4 del campo Aversa, che manda Testagrossa al servizio in vantaggio 1-0, 1-0, 1-0, un 7-0, un punto a 0. Si è asciugato il campo da una parte e dall'altra, è caduta una sciarpa per terra, eccola che viene recuperata, bene, siamo pronti, Testagrossa al servizio. Si ferma sul nastro, anche più sotto Renato. (0-1, 0-1) dice il tabellone. Vabbè, ora al momento va bene. Intanto è Samuele Aprile al servizio, indicazioni di Polimeni. Di norma Polimeni o posto 1 o posto 5. Su Bonetti che sbuccia, e l'indicazione di Polimeni era giusta. Naturalmente
la partita la si fa sul ricettore meno bravo, in questo caso Polimeni ha scelto e individuato il posto 5. Sì, Bonetti è avanzato, Samuele ha tirato una palla lunga. Naturalmente tra gli attaccanti di posto 4 ce n'è uno di solito che è più forte in ricezione, uno meno, uno ricettore, uno meno ricettore. In difesa di Bellucci, alzata di Matteo Salagnol, palla spinta, ma c'è di nuovo difesa, Mimmo Laganà anche dall'altra parte, come Corti può. Difende, attacca, tocco del muro. Le mani al petto del secondo arbitro indicano il tocco a muro, non c'era bisogno, era dalla parte del primo arbitro che ha visto benissimo che il muro ha toccato prima di mandare la palla fuori. 2 pari. Il Luzzi al servizio, jump flot per lui, su Matteo Dallagnolo che tiene bene, Limberger, tocco del muro, c'è copertura, schiaccia da dietro, non va bene, doppia, si ferma sul nastro la schiacciata di Bonetti. Beh, ci pensa Bonetti, il parente. Questo è il mio parente. Bonetti, sì, Bonetti è parente. No, Bonina è il tuo parente. Anche questo, Bonina e Bonetti. Salutiamo Allora, Peppe Bonina. Peppe Bonina che poteva essere nella partita, non di questa sì, partita. Ha fatto un bel campionato con l'Ottaviano, esatto. Primo la Canal, fino all'ultima partita. Forte sul nero che tiene bene. Passa Corti in mezzo al muro. Renato trova un po' di scotch perché il muro c'ha un buco. C'ha un buco? Sì, sì. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del... come si fa? Andiamo. E noi la ripariamo con la chewing gomma. Chillemi, Mimmo Laganà, palla dietro, difesa di Luzzi. Con una mano il Luzzi. Oh! C'è qualche problema nella difesa cinquefrondese. Non era irresistibile questo attacco. Non è pronto Giovanni Chillemi e la palla la sbuccia, la manda sulle tribune. 4-3. Bonetti Aversa al servizio sul nastro direttamente. E bravo Parenti. Indicazioni continue da parte di Antonio Polimeni. Limberger sul nero, piazzato, Pipe, ma era 4, è 4. Ha chiamato palla fuori. Palla fuori vuol dire che il muro non ha toccato, quindi l'arbitro ha ritenuto che la palla sia andata direttamente sotto il nastro e poi fosse stata respinta, sì, ma è stata respinta dal nastro, dai gomiti, dalle braccia. No, non il nastro, no. Ha battuto sotto il nastro, sì. E ha rimbalzato sulle braccia degli avversari, naturalmente senza passare il bordo superiore della rete, andando direttamente fuori, quindi palla fuori. Sì, io chiamavo quarto tocco, ma non c'è stato il quarto tocco. Esatto. 3 e mezzo. È andata direttamente fuori. 3 e mezzo. mezzo. Limberger al suo secondo tiro di out. Chi è? Parità, 5 pari. Si è Vetrano, servizio per l'Aversa. Jump flot. Questo è il turno che ha sofferto 5 frondi prima e continua a soffrire. Sì. La palla sempre su Chillemi e Chillemi sempre in difficoltà. Qua c'è da mettere una pezza, carissimo Antonio, non so come, trovalo tu. Devi trovare una pezza a questa rotazione devastante fino a questo momento. Vetrano ancora sul libero, questa volta c'è però, e questa volta andiamo, dai.
Questa volta c'è, la ricezione era buona, l'alzata pure, e la conclusione di Mimmo Laganà che prende il braccio di Mandolini per un money out. Al servizio per la Jolly Nicolas Nardi. Vai Nicolas. Out. Lasciano sfilare Bonetti e Mandolini, e Corti per l'Aversa al servizio. Salto. Ma non sappiamo. L'arbitro ha detto che è dentro, Renato. Stiamo zitti. È out. Dentro è quando arbitro fischia. Un grande del calcio diceva che fallo è quando l'arbitro fischia. Noi ci fidiamo di questa chiamata. E questa volta anche è out. Rischia Mimmo Laganà che si sposta all'ultimo momento. E un punto avanti fino a questo momento nel secondo parziale, 25-23 il primo in favore di Aversa, 8-7 in questo momento. Bellucci. Una pipe intercettata dal muro, ma Limberger si impenna questa palla e Limberger non può far nulla. 9-7. Forte, in difficoltà la difesa dei 5 fronti. Schiacciata da Mateus Dall'Agnolo, non c'è tocco. C'è qualcosa che non va, e Polimeni sta studiando, prende appunti. Primo time out. Siamo arrivati un po' tardino qui al Pala Bip. Il Pala Iacazzi. Pala Bip. Out questa volta Mandolini. Ci dà una mano Mandolini. Beh, c'è da dire Renato che il viaggio non è stato dei migliori e che comunque voglio dire abbastanza pesante fare una trasferta del genere. Mateus Dall'Agnol su Nero, il Luzzi per Bonetti, bella difesa di Mateus Dall'Agnol, alzata altrettanto bella dall'altra parte, ma non interviene, non palla riesce. facile. Attenzione a Corti, palla facile. Allora Renato, se possiamo fare un paragone con la partita di andata, si sono invertiti i tuoi. Vedo un 5 fronti a muro non irresistibile, cosa che invece ha funzionato perfettamente nella prima partita, nella gara 1. Testa grossa su Giovanni Chillemi, alza Mateus Dall'Agnol. Non funziona Chillemi oggi. Però funziona Limberger che spara un colpo sul muro e la palla si impenna e finisce a fondo campo. C'è un calo nelle file del 5 fronti. È stato stancante non il viaggio dal ristorante fino al palazzetto, che abbiamo sbagliato penso una quindicina di volte. Strada per fare 25 km abbiamo messo più in campo intanto. Bravo Samuele. Bravo Samuele, il punto è tuo. 11-10. Si riavvicina a 5 fronti. Dicevo, fare 20 km scarsi o più di un'ora e mezza, girando nelle stradine a piedi perché i balconi erano bassi. Poi questa ve la spieghiamo più tardi. Questa volta è lunga.
e porta di nuovo avanti di un break Aversa. 12-10, il Luzzi al servizio. Il Luzzi dotato anche di un buon servizio, Francesco. Il Luzzi. Bene Chillemi. È ottimo Limberger. Eccolo. Hai visto Bellucci che ha portato fuori tempo Vetrano portando l'attacco. La regola è sempre quella: se riesci a ricevere riesce a costruire. Metti nelle condizioni il palleggiatore di essere in condizioni ottimali e quindi di scegliere e di indirizzare la palla lì dove con la coda dell'occhio ha valutato che deve essere effettuata l'attacco. Mimmo Laganà intanto in campo, angolino. Un ace perfetto, quasi al 7 delle righe, all'incrocio delle righe, in posto 1. E 5 fronti di aggancia, sì, 12 pari, speriamo bene, fa bene al morale soprattutto. Nero si tuffa ma non arriva. Secondo ace sul libero, il libero si butta in ritardo sulla palla, la palla rimane incollata al parquet del Palaiacazzi. Palaiabip. E 5 fronti va in vantaggio in questo secondo set, anche se di un solo punto. 13 adesso chi serve? Mimmo Laganà dopo 2 ace, uno puro e uno sporco. Bene Mandolini e Bonetti altrettanto dalla parte opposta. Pareggio 13-13 e Bonetti. No, adesso siamo 13-2, 13-3, 13-4. Guarda il tabellone, Renato. Vabbè, il mio tabellone porta, la mia cartellina porta 13-13. Gabriele, cosa porti tu? 13-13. Dai, 13-13. Quello ora farà 4-5 giri. Ci aggiustiamo, sì. Si ferma. E bravo Parente, la seconda volta, Bonetti. Sì, non è la prima volta che fa questo, questi regali. Il Parente. Infatti vedi che sta continuando a girare. 14-13, Limberger al servizio. 14-13, 5 fronti. Si abbassa Vetrano, ma non sufficiente il suo. Non è Vetrano. Gesto. No. Vetrano, ma Vetrano è era. il biondo che l'ha buttata fuori, è il Luzzi, Il Luzzi è stato? sì, vedi che alza la mano, guarda. No, lui era in ricezione, il 13 Bonetti. Chi è quello? 13. Ah, Bonetti, sì. Bonetti, mentre ci vedo poco. Vetrano. Che cosa fischiamo? Nulla. 15-13 più 2 5 fronti. Time out Aversa. Time out Aversa e ne approfittiamo per bere un goccio d'acqua. Parlaci tu, Renato, io bevo. Ce l'hai? Ah, ce l'hai, bene. Vediamo se si svela questo giallo, Francesco, del... Giallo? Sì, del tecnico dell'Aversa. C'è, non c'è, chi è? Ah, il giallo, pensavo di Il giallo no, giallo, non giallo, quel giallo. Ho girato gli occhi e ho detto Niente giallo, ancora devono iniziare. A partita ferma, un giallo. Perché Aversa è senza... Ma non sappiamo, vedremo. Però lì ci sono seduti i due che danno indicazioni. Vedremo. Si riprende tutto pronto. Alberto Limberger al servizio. Che esce da un ace sporco. Si ferma.
spesso e volentieri assistiamo all'errore dopo il time out da parte di Alberto Limberger, che evidentemente perde la la concentrazione, concentrazione, esatto. e generalmente questi time out vengono utilizzati allo scopo. Tanto Vetrano al servizio. Vetrano, il suo turno, lo sai. Chillemi bene questa volta, Mimmo Laganà, ed è in campo. Chi è Non che sto vedendo Chi è che grida? lui. Gabriele, chi è che grida? Non sto vedendo però, Francesco, attacchi al centro. Evidentemente la partita è costruita in questo modo. Ma nemmeno all'andata, nemmeno la prima... mi pare che non ci sia No, stato ma grande... erano doppio. Allora, chi c'era? Matteus con 14. Intanto Nicolas Nardi. Corti. C'è difesa, non ci arriva, non ce la fa. Era una difesa di petto di Mimmo Laganà, dove Nicolas Nardi in tuffo con le sue lunghe pertiche non riesce a raggiungere. Non possiamo dire, La palla. non possiamo dire che non l'ha presa di petto, eh? No, C'è una cosa che no. l'ha presa di petto. Mimmo quando fa le cose le fa. L'ha presa di petto, sì. 15-16. Corti al servizio, al salto, forte, non ce la fa, Bellucci in tuffo. E allora, Renato, altra chiave della partita. Ricezione No. e battuta. Esatto, il loro servizio che non ha funzionato in gara 1 e che funziona funzionando alla grande in casa. gara 2. Cambio, fuori Limbi, Dentro Matteo Bonati. cambiamo il posto 4 ricettore. Diventato un posto 6. Out. Meno male. E Bellucci al servizio. Hanno giustamente le indicazioni di forzare il servizio, comunque di mettere in difficoltà. La chiave è stata quella nella gara 1. Più funziona il servizio, più si hanno probabilità di portare a casa i punti. Parata, primo tempo di testa grossa che colpisce Giovanni Chillemi, niente può, 17 pari. Matteus lo dà Agnolli intanto. È il realizzatore dell'ultimo punto Matteus Dallagnolo, che ora è al servizio. 17-18. Out. Porca miseria. Sconsolato Polimeni si gira dall'altra parte per non vedere e per imprecare in maniera nascosta. Discreta. 18 pari. Giovanni Chillemi, primo tempo di Samuele Aprile che va out. Sì. Si piega Samuele Aprile, ma forse un po' in maniera un po' eccessiva. Si arrabbia Polimeni, chiama time out, si arrabbia, direi si incazza Regolare. Qua siamo al Palaiacazzi. Palaiabip. Lui li tira fuori e si arrabbia, sta in maniera molto vibrata, direbbe qualcuno. Sta riprendendo il numero 1, il polistenese Samuele Aprile, che viene comunque incoraggiato anche dai compagni. Diciamo che è una palaiacazzata. Vabbè. L'ha buttata fuori, per evitare il muro si è piegato eccessivamente, ha incrociato, mandando fuori almeno una ventina di centimetri dalla linea laterale. Un po' l'errore che ha caratterizzato l'altro centrale, Nicolas Nardi, nella parte iniziale del campionato, quando poi si è perfezionato
portando a casa degli score assolutamente invidiabili per un centrale. Non lo stiamo vedendo oggi, non lo stiamo vedendo. Cosa c'è? C'è dell'acqua vicino alla panchina dell'Aversa. Renato, ti stavo dicendo, non stiamo vedendo giocare quello che giustamente l'osservazione che facevi tu. Nardi. Non stiamo vedendo Nardi, che era, diciamo, viaggiava sull'ordine dei almeno della doppia cifra da almeno 3 settimane, 3-4 partite. Stranamente non viene servito al centro. Dobbiamo vedere se magari c'è copertura al centro. Bisognerebbe capire se è tutto dipendente da una scelta tecnica. Testa grossa su Matteo Bonati che tiene bene, Mimmo Laganà troppo vicino alla palla. Vedi, non servono nemmeno ma non servono bene nemmeno l'opposto, c'è qualcosa che non va. Free ball. Pipe. Ed è tutto di Aversa a questo punto, costruito e portato a termine in maniera eccezionale. Cinquefrondi sottotono, non riesce a svegliarsi, sonnecchia e punto su punto Aversa, che era avanti e si era fatta riprendere, adesso è avanti di 2, 20-18 il punteggio provvisorio di questo secondo parziale. Chillemi, primo tempo di Samuele Aprile, palla spinta, troppo bassa, non va, Bonetti, muro, questa volta è lui, è comunque lui. Bonetti era a terra, palla a terra, Bonetti era partito per recuperare questa palla che era comunque stata respinta a terra col piede e inciampa, impatta con il secondo arbitro Cantore. Abbiamo una sostituzione tra le fila del Jolly, entra per un cambio tecnico il giovanotto della squadra Giacomino Varamo, esce Samuele Aprile. Giacomino, Bonetti, Murato, Illuzzi, Mandolini per Corti, Matteo Salagnol per Mimmo Laganà ed è out. Invasione, batte le mani forte a terra il Bonetti. Numero 13 Bonetti, si arrabbia evidentemente, o lui o il suo compagno si sono sbilanciati. Veterano probabilmente, non so se si vede nel replay, Gabriele. Probabile una eccessiva spinta delle mani, un muro troppo invadente, finisce per toccare la rete. E Giacomino Va al secondo servizio, 20 pari. Dopo il 20 sono punti pesanti. E c'è il buco. Illuzzi? E c'era il buco. E questo è il palla secondo. corta. Questo è il secondo, 1 per 7. Esterrefatto Polimeni. Al limite della cartellina a terra, guarda. Sta per buttarla a terra quasi. Illuzzi al servizio. Su Giovanni Chillemi. Matteo Bonati, bravo Matteo al suo punto. Bravo Matteuccio. Mani fuori. Bravo Matti. Senza alcun timore il giovane Bonati, al secondo anno alla Jolly, uno dei pochi confermati della scorsa annata. Dallagnol, Bonati, Bellucci, Samuele Aprile, Mimmo Laganà al servizio, 21 pari. Mandolini riceve bene, Corti, c'è invasione. Ribadisco Renato, non va il muro, non ho visto un muro ancora decente. Uno solo poco fa. Ah sì, hai ragione. Stato un muro.
Bonetti al servizio su Matteo Salagnol, primo tempo di Nardi non venuto in molto causa. bene. Mimmo Laganà, tocco del muro recuperato dalla palla libera. Laganà di nuovo ci riprova, stavolta muro, Non c'è. questo è un muro, non ha riprovato col centrale passando sul Laganà, il muro era appostato. Sapevamo che l'Aversa non era la squadra che si è presentata al Palabonini, Ma non pensavamo di avere anche la Jolly. e a situazioni invertite stiamo vedendo Chi praticamente. l'ha chiesto questo time out, scusa? Secondo te chi l'ha chiesto, Renato? Sul 23-21 è un pazzo, è un folle? Ma io ne ho 3 di Polimeni. Sì. Sul 10-7, E si vede che ne ha qualcuno di riserva. poi 13-15 l'Aversa, 19-18 Non è possibile, Renato. ho un time out qua. Boh, uno di questi non è time out. Se c'era il timeout, adesso aveva chiamato il timeout, già era un giallo per ritardo di gioco. Non è possibile. Io ce n'ho uno sul 19-18. Ci sono le caselline, devi sapere che ci sono le caselline per annotare come si chiamano, i time out all'interno del referto, che è un referto cartaceo, quindi, capito? Allora 19-18 non c'è stato time out. Eccolo, lo chiamavamo. Finora irreperibile Non Nicolas pervenuto. Nardi, non pervenuto. E questi sono gli attacchi. Evidentemente il time out è servito anche a questo, cambiare gioco quando possibile. Quindi costruzione per l'attacco P3 e Nicolas Nardi si fa trovare pronto all'appuntamento, mette giù e accorcia le distanze, ma è sempre Aversa avanti 23-22 in questo momento, e Matteo Bonati al servizio. E nel frattempo è uscito, hanno chiuso il cambio Varamo, è entrato in libero, è alla prossima. Palla facile per Cinquefrondi, vediamo cosa Matteo succede. Salagnol, tocco del muro. Meno male che Matteos ci mette una pezza e riaggancia sul 23 pari. Siamo nelle stesse condizioni quindi del primo set, a campi invertiti e a posizioni invertite. Time 23-21. out. 23-21 per Cinquefrondi al primo parziale, poi riagganciato 23-23 dall'Aversa e portato fino al termine sul 25-23. Speriamo che in questo caso funzioni al contrario questa formula. Cinquefrondi ha riagganciato sotto di 2 23-21 e si trova sul 23 pari. Vedremo cosa succederà. Nel frattempo siamo al time out e ne approfittiamo per far vedere magari, eccolo, eccola, se riusciamo. È un po' fuori fuoco perché È una è buia la zona. buia, una striscia non zona è buia. illuminata Lo striscione di Cinquefrondi. Bonati, una palla infuocata in mano. Sì. Vai Matteo. Buona. Non sfruttata, ma meno male. Meno male, No, anche meno questa male. volta. Chi è saltato? Nardi? No. Non lo so. Chi è? Mi pare Nardi? Chi è saltato di prima? Vabbè, fatto sta che comunque la cattivissima ricezione dà il punto a Cinquefrondi. Dall'Agnol. E ci siamo sul Matteo set Lunga. point. Lunga, Peccato, porca miseria. questa non ci voleva proprio. Sul 24-23 si mangia Il set point. letteralmente il set point. Matteo Bonati Ha tentato sconsolato, una palla lunga. la palla va di pochissimo fuori, ma è 24 pari.
Vetrano al servizio. Vetrano, Renato, ti dice qualcosa Vetrano? Il primo set te lo ricordi? La serie di Vetrano te la ricordi? Io quando arriva lui mo tremo. Vetremo. Vedremo con Vetrano. E vedremo cosa succede. Bene su Non va Matteo sul libero questa Bonati volta. e Matteo Salagnol. Oh! Preso. Preso. E raddrizzano. Raddrizzano. Difesa e contrattacco. 25-24. Fa pure rima. Eccolo di nuovo Vetrano, ma la ricezione era stata buona di Matteo Bonati. E vabbè, Renato. Andata così, vabbè. Di nuovo. Chiusa. Non poteva, era di seconda. Palleggiatore era di seconda. Se ne è reso conto dopo. Siamo sul 2-0. Sconsolato Polimeni, apre le mani, gesticola, raccoglie le carte e il suo zainetto e si sposta verso l'altra panchina. Allora, non so cosa si può dire di questo secondo parziale. Mentre nel primo parziale Cinquefrondi è stato avanti fino alla fine del set praticamente, poi si è fatto riagganciare e ha perso 25-23. Questa volta era al contrario, un set al contrario, ed è riuscito, anche se ha inseguito Cinquefrondi senza andare sotto oltre i 2 punti, 2 punticini che comunque sono rimasti intatti di vantaggio fino al numero 21-23. Poi riaggancio e non ce la fa questo Vetrano al servizio, è assolutamente devastante, anche se il suo servizio non lo è. No, comunque ha ricevuto bene. Questa volta Matteo. però rispetto all'altra volta c'è stato Chillemi in difficoltà al primo set. Questa volta la ricezione è stata buona, ma evidentemente è proprio la rotazione che non va e che fa soffrire i giocatori di Polimeni. È capitata alla fine del set questa rotazione, peccato. Cinquefrondi ha avuto la palla del set con Matteo Bonati al servizio, che ha buttato, anche se di pochi centimetri, fuori la palla e ha consentito il riaggancio 24 pari, e poi i 2 servizi consecutivi di Vetrano che hanno chiuso il parziale. 2-0. Andiamo al terzo. Siete in tantissimi, mi segnalano un numero abbastanza rilevante di utenti collegati e noi vi ringraziamo, siamo felici, veramente felici di offrirvi questo servizio. Lo facciamo con passione, come sempre, con dedizione, con attaccamento alla maglia del Cinquefrondi. E salutiamo lo chalet. Salutiamo di lo Villa. chalet, salutiamo tutti quelli che sono collegati, peccato che non abbiamo i nomi, li avremmo nominati ad uno. Grazie individuale a tutti voi. Si ritorna in campo. Gabriele alla regia oggi, Annalisa è rimasta a casa, la salutiamo molto affettuosamente, ma impegni
assolutamente non rinviabili hanno comportato il niet da parte di Renato, No, che in maniera russa ha detto Niet, no. niet se ne parla, niet se ne Significava parla. 2 giorni di stop nelle fasi conclusive scolastico. dell'anno scolastico. Intanto bene, Non va bene. bene la schiacciata e buona la battuta, buona la schiacciata. Buona la prima. 1-0. Mandolini al servizio. E out. Comunque Renato, è una squadra che può essere contrastata, ma d'altra parte il risultato è chiaro, voglio dire, no? Sono squadre che se la possono giocare, si può vincere, si può perdere, anche per delle occasioni a favore o contro. Samuele Aprile. Corti alla schiacciata, Murato, attenzione, ripreso. Incredibile, fuori? A me sembrava in campo. Cosa dite? Non lo so Renato. C'è Gabriele? Vabbè, lasciamo perdere, dai, andiamo avanti. Tanto ormai è che ha fischiato, si fa punto. quando l'arbitro fischia. Testa grossa. Chillemi, sì. Vabbè. Mimmo Laganà sfrutta le mani del muro. E Mimmo Laganà al servizio. Liberi in campo, testa grossa fuori da questo giro per 5 frondi fuori. Quanti centrali abbiamo? Dov'è il centrale? Quale centrale vuoi? Nardi? Che fine ha fatto? Ah, ecco, aprile fuori. Eh sì, c'è Chillemi. È out questa. Male, molto male. E anche questa è la considerazione da fare, Renato. Il servizio, che è stato l'arma, forse una delle armi vincenti, servizio e muro. No, diciamo che ha funzionato un po' tutto. Ha funzionato tutto all'andata. Partita al limite della perfezione, per dire la verità, quella della gara 1. Qui si sente la stanchezza. Ma non lo so se è questo. Intercetta Matteo Dallagnol. Matteo Bonati. Aveva tentato un pallonetto. È ancora fuori Limberger? 4-2. No, è 0-0-2, adesso mo cambiano di nuovo. Si fa un giretto ogni tanto il tabellone, guarda. Matteo Salagnol, bene. Mimmo Laganà prende il Luzzi sul petto. E questo è il Laganà che vogliamo, il Laganà che conosciamo, che si è messo nelle Fermati, ok, 4-3, stavolta l'hanno fatto bene. Non diciamo nelle condizioni migliori, ma nelle discrete condizioni la palla la mette giù. Matteo Bonati al servizio. Nero, facile, pipe, palla spinta, si tuffa Mimmo Laganà. E Mimmo rimanda alla parte free ball. Vetrano, Murato! Palla lenta in centro, servito in maniera assolutamente prevedibile il centrale dell'Aversa. Pronto il muro, si alza prepotentemente Nicolas Nardi, penso. Sì, Luzzi ha avuto una palla lunga. Sì, ha cercato di aggiustarla, sì. Ha fatto quello che ha potuto Renato. Certo. Hai visto dov'è il Luzzi? Dov'è il Luzzi? È dietro. In campo.
Ma è dietro, è nella seconda linea, no? Ad una mano. Vabbè, sarebbe stata comunque, all'avessero recuperato, sarebbe stata comunque quarto tocco, Che c'è, l'arbitro chi chiede? Non possiamo venire noi a strofinare il campo, Abbiamo altro da fare. Abbiamo i nostri web spettatori che ci seguono. Vai Matteo. Bonati. Su Bonetti, muro, copertura, Chillemi, palla spinta. Palla intelligente, chi era? Matteus Dallagnol. Il timidino biondo del Cinquefrondi non è nelle condizioni di schiacciare, spinge la palla e a centrocampo aggira il muro. Siamo 6-4 Cinquefrondi, sempre Bonati al servizio, sempre su Bonetti attacca, Murato. Renato, hai controllato la spina? Quale spina? Quella del Jolly. La spina? Sì? Che c'ha? Si è riaccesa. Ah, l'hanno attaccata e dicevo che mancava. C'era la spina andava spenta. una batteria sì. prima. Time out intanto ha chiamato no, l'Aversa. Devono andare a staccare la spina. Ah, mo devono andare a staccarla. Sì. Allora, vediamo chi c'è laggiù. C'è un signore che si chiama Peppe Longo, c'è un signore che si chiama Gianluca Raso e qualcun altro, Raffaele Bulzomì, Salvatore. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Eccolo. Vincenzo Belcastro, tutti Peppe Longo a bordo campo che incita. Sono venuti in massa a seguire la squadra, a incitarla. No, siamo da Aversa, Massa, sì. Sono venuti a massa. Allora, si sono posizionati quelli dell'Aversa, è pronto Matteo Bonati, 7-4, avanti 3. Andiamo. Sempre su Bonetti, a Vetrano, palla spinta, non arriva. Copertura e out, peccato. C'è tocco? C'è il tocco? Di Vetrano, tocco di Vetrano che si accusa. Il secondo. Ma si accusa Vetrano. Si è accusato Vetrano. Si avvicina il secondo arbitro al primo perché potessimo sentire. Ho sbagliato io? Che dice? No, ho visto io, allora ha detto. Ho visto io, ha confermato quindi la palla toccata. Ma Vetrano ha alzato la mano e si è accusato, quindi non vedo. Ah, palla fuori. Palla fuori, ha cambiato. Ma si è accusato. Ma signori, Vetrano ha detto l'ho toccata. Questa è una stupidaggine. Questa è una stupidaggine. C'è il giocatore, alza la mano e si autoaccusa di aver toccato e l'arbitro cambia decisione. Ma che bugiardo Vetrano. Ma... non so se abbiamo la possibilità di... la rivedremo magari la registrazione. Ma si era accusato Vetrano a... E vabbè Renato, che dobbiamo fare? Se ne vedono di tutti i colori. Eccolo, intanto Nicola Senardi. Nicola Senardi al servizio. Istruzioni ricevute, vediamo cosa succede. Oh. Non va. E ricominciamo con Vetrano al servizio. E questi sono i punti regalati, punti preziosi, soprattutto in questo momento sotto di 2 set. Bene Matteo Bonati, Matteo Dallagnol, mani out. Sceglie di forzare Matteus, fa bene?
le mani non sono orientate nel verso giusto, quelle del muro naturalmente. Non erano invasive e hanno... No, erano invadenti sicuramente. Però non orientate verso il campo e quindi la palla è schizzata le hanno girate in panchina. Intanto Alessandro Bellucci al servizio, 6-9. Corti. Buono, molto forte su Chillemi che non ce la fa a trattenere, si fa sotto l'Aversa in questo terzo set 8-9. Matteo Salagnolo questa volta tiene, Mimmo Laganà, c'è difesa e copertura. Vediamo questa free ball, Matteo Salagnolo dentro il pallonetto, ma c'è invasione. Metà e metà. 10-8. Matteo Salagnolo al servizio 8-10. Direi 10-8 Renato. 10-8 se... Per chi serve, no? Sempre prima chi serve. Buona Illuzzi per Corti, forse Muro, ma c'è copertura. Buona la difesa di Chillemi a braccio Matteo Bonati. Corti di nuovo, c'è difesa bene. Sì, eravamo completamente scoperti per uno scontro in campo. Ha ritardato un attimo il giocatore sottorete dell'Aversa, ha aspettato per vedere quali erano le intenzioni dell'ultimo tocco del 5 Frondi, per poi saltare, intercettare e rispedire al mittente in una parte del campo dove non c'è nessuno. Si fa sotto Aversa, serve con 9 punti, 10 sono quelli di 5 Frondi. Chillemi. Mimmo Laganà ed è out, non tocca il muro, riagguanta l'Aversa. Bomba, my out. Samuele Aprile al servizio per 5 Frondi, 11-10. Mandolini, Bonetti, mani out, di nuovo parità. Testa grossa al servizio. Sembra una partita di Champions League vista la televisione, Renato, sono le 10. Le 10 di sera, non abbiamo mai fatto una partita alle 10 di sera. Io sono già stanco. Pensa a quello che ti aspetta. Una dormita sul pullman, forse.
Testa grossa out, si abbassa Matteo Bonati, lascia sfilare Mateos Dall'Agnol. Mimmo Chillemi, forte, bella, Bravissimi. Spettacolare questa. bella. Questa veramente, guarda, la soluzione tecnica ottimale. C'è stato bravissimo il palleggiatore Illuzzi che è andato in cielo a recuperare una ricezione un po' difettosa, l'ha trasformata in un punto vincente con un attacco Una in pipe. alta. 12 pari. Bonetti al servizio. Matteo Sallagnol. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo! Dai. Non ci siamo! Sono saltati gli schemi nel 5 frondi. Un 5 frondi impaurito, senza convinzione. Non riesce a ricevere, non riesce a costruire e si fa mettere sotto dai colpi inferti dalla Versa. Bene Bonati. E Bonati si propone e si Questa insacca. volta gira la ruota, 13 pari. Scegli una lettera. La compri una lettera? La letterina. Compriamo la lettera B di Bonati. Bonetti risponde alla parte opposta. Bonati e Corti. Bene difesa di Giovanni Chillemi. Mimmo Laganà, Murato. Murato. Direi asfaltato. Bonetti al servizio, 14-13. Passa in vantaggio Aversa. Jump flot. Matteo Bonati, alza Chillemi. Matteo Sallagnol. Si insacca questa palla con muro a 3. Siamo alle solite, quindi qua un punto sopra, un punto sotto. Punto sotto. 14 pari. E che non riesce poi A fare il break. sia al primo che al secondo set. Sì, abbiamo 5 fronti, non è riuscita a portare a casa nel momento decisivo i punti che servivano. Bonetti, primo tempo di Vetrano. Out, tocca, out, aia. tocca Matteo Bonati. Era out. Era sulla palla, è stato istintivo il gesto di Matteo Bonati ad alzare le mani, quasi per difesa. Era una difesa personale su un attacco, Ciccio. Era difesa personale. Autodifesa. Un'autodifesa. È rimasto in campo Bonati, non evidentemente. E ora guarda chi c'è? Chi c'è? Vetrano. Ah, Vetrano. Matteo Bonati. Giovanni Chillemi alza per Matteo Sallagnol. Si ferma sulle braccia di Bonati. Questo muro. Break Aversa e time out chiamato da coach Polimeni. Avevo un amico d'infanzia che si chiamava Vetrano, che veniva a 5 fronte perché aveva lo zio, si chiama ancora Elio Vetrano. Tu forse te lo ricordi? No. Era il nipote dell'avvocato Raschellà. Elio Vetrano. Non lo vedo da tantissimo tempo. So che è qui in zona.
originario di questa zona e comunque vive in questa zona. Se casomai dovesse vedere un giorno questo video, lo salutiamo. Mi associo. Ciao Elio. Era un po' per cambiare argomento, visto che qua stiamo No, sul 16-14. Qui siamo, la storia è tesa, quindi Elio ci sta. Elio è in giro e le storie tese sono qui. Vetrano al servizio di Vetrano, nuovo, sì, vediamo su Giovanni Chillemi in tuffo, Non c'è. Matteo Sallagnol, muro mani out, tira forte Mateus, si avvicina la Jolly. Comunque continuiamo a non giocare al centro. Funziona poco l'opposto, giochiamo tanto su posto 4 e quando va. Alessandro Bellucci al servizio. Casca la palla davanti a Mandolini. È una palla insidiosa quella di Bellucci, Alessandro, sì, sì. perché si sposta, arriva flottante. Il mio posto preferito nel Palabonini è proprio dietro le spalle di chi batte da uno dei due campi e spesso vedo la traiettoria della palla, la vedo veramente sbandare. Di nuovo ci riprova, questa volta Mandolini fa Corti, vediamo, non ce la fa, ce l'ha fatta Matteo Bonati in campo, attenzione al free ball, Corti di nuovo, si ributta Bellucci in difesa. C'era stata una bella difesa di Giovanni Chillemi che è finito quasi fuori campo. Bonati aveva rimandato. Poi sulla ricostruzione della free ball Bellucci non riesce a inginocchiarsi. Punto del sorpasso, 17-16. C'era stato il riaggancio. Tanto Corti al servizio, lunga. Questo terzo set equilibrato, punto a punto. Matteo Sallagnol al servizio, Giovanni Chillemi non può andare al servizio. Matteo su forte, ace. Avanti Jolly, 18-17. Di nuovo forte, difesa di Giovanni Chillemi, Matteo Bonati ripassa da quest'altra parte, Mimmo Lagana mette a terra questo break per la Jolly. Praticamente da fermo Mimmo Laganà si alza e sfrutta il muro e si inarca perché praticamente ha portato le spalle dietro. Non ha forzato, ha semplicemente spinto quasi la palla. Ha preso l'arco. Ha preso l'arco e ha sparato la freccia, sì. 19-17. Buona anche questa, non tocca per un pelo, out questo primo tempo. 20. Matteo Sallagnolo sta mettendo in difficoltà la ricezione, è chiamato subito il time out dall'Aversa per bloccare questi servizi insidiosi e difficili di Matteo Sallagnolo. Inquadriamo quello che spesso e volentieri rimane nelle retrovie e non viene mai citato. È Franco Giglietta, il secondo di Antonio Polimeni, è quello che insieme a lui costruisce
le partite e spesso dà i consigli giusti e gli incoraggiamenti ai giocatori in campo. Lo ha fatto adesso con Mimmo Laganà, ha scambiato 4 parole. (20-17). Forte, no, Corti, mamma mia, primo tempo, Muro, mani out, lungo scambio. A un certo punto io non ho più visto la palla, Renato, anche perché guardavo nello schermo della telecamera, nel monitor, e non sempre si riesce a seguire. Esatto. So, fatto tanto tempo. Intanto comunque, Mandolini al servizio. Un punto un po' rocambolesco con recuperi da entrambe le parti. Sì, alla fine punto numero 18 per Aversa. 18-20. Pronto, fischia Maria Luisa Traversa. Non ha fischiato. Sembra pronta. Eccola. E Mandolini al servizio. Buene Chillemi. Muro. Murato. Mimmo Laganà. Muro era ben piazzato. Mani invasive. E palla che ricade nella linea dei 3 metri. Non sono certo gli score della gara 1 quelli dell'opposto di Cinquefrondi, tanto meno del centrale, tanto meno di Dalagnol. E riagguanta. Eravamo 17-20. Time out. Secondo me c'è nell'aria un cambio. No, un cambio. Intanto un cambio adesso, vedrai. Un pala cazza. Potessimo sentire quello che dice Polimeni. No, ma non è tranquillo. Non può spostare il muro più in là. Prova a fare. Ecco che chiama Limberger. Te l'ho detto io che c'è, te l'ho detto. Lo conosco. Penso di conoscerlo. Uscirà c'è il cambio. Matteo Bonati per Limberger. Chi cambia? Sì. E chiude il cambio, no? Chiude il cambio. Bene Matteo. Come ho sempre detto e continuo a dire, dal 20 in poi i punti pesano come macigni. E qui i macigni cominciano a farsi vedere. Mandolini. 20 pari. Out. Lascia aspirare all'ultimo istante Giovanni Chillemi. Calcola la traiettoria. Palla che finisce pochi centimetri oltre la linea di fondo campo. Primo macigno a favore di Cinquefrondi. 21-20. E cambio come nell'altro set. Entra Giacomino Varamo. Posto di Samuele? Giacomo. Sì. È completamente out. Non ci voleva, guarda. E porca miseria. Peccato. Fino a questo momento non ha mai sbagliato Giacomo Varamo. Si mette le mani al volto uscendo. Viene rincuorato dai suoi in panchina. 21 pari, testa grossa. Peccato. Difesa corta, Ciccio. Ricezione corta.
Muro coperto. Bella difesa di Matteus Dallagnol, Limberger, Murato. Muro a 3 era o a 2? 2. Muro a 2 e Limberger che non passa. Non sono buone le sue percentuali in questa partita, aveva portato per questo motivo proprio Polimeni a cambiarlo. Gran parte di questo terzo parziale è stato giocato da Matteo Bonati, che anche lui è stato, anche a lui hanno preso le misure e quindi torna all'antico. Polimeni non vale a nulla. Avanti adesso Aversa 22-21. Illemi, Limberger, Muro, dai, copertura. Si insiste sul posto 4, non riesco a capire questa scelta di giocare e di insistere sul posto 4, non si serve l'opposto, non si serve Il centrale. non si cambia gioco e secondo me Polimeni è pronto. Vabbè che siamo ormai a 2 punti dalla fine, non vedo più nulla, vedo buio, vedo solo buio. Testa grossa, Out. una mano ce la porge Testa grossa, ci porge una mano. Un ciuffo. Ride uscendo e lasciando il posto a Nero, il libero. Qui Mimmo Laganà al servizio. 23 Aversa, 22, 5 pronti. Nero, attenzione a Vetrano. Murato, Bonetti, Murato. E Bonetti manda a quel paese il muro 5 frondese. Tre pare. Le situazioni che si ripetono. Set ai vantaggi. Sul Nero Corti. E Aversa si va a giocare la palla del match. Ai vantaggi il primo, ai vantaggi il secondo. E la palla del match è nelle mani del palleggiatore Illuzzi, che ha giocato una egregia partita. Ricordiamo che in gara 1 l'allenatore è stato costretto a 3 cambi di palleggiatore. Questa volta ha scelto dall'inizio Illuzzi, che non si è mosso dal suo ruolo, gioca per la partita. annullato il primo match point con Nicolas Nardi, che è stato sfruttato poco. Ribadiamo, questo gioco al centro. E ne parleremo con l'allenatore, vedremo se è stata una scelta tecnica. Alberto Limberger intanto al servizio. Abbiamo tanto da imparare, noi e tutti i web spettatori che ci seguono. Corti sale in cielo. Sì, è andato su e ha schiacciato sta palla. Ha toccato le travi quasi. Quasi. Ha bucato il parquet. Beh, è facile in queste condizioni, 24 pari, si gioca il tutto per tutto e adesso è il Bonetti. 25-24. Gioco per il match Bonetti e per Chillemi. Matteo Sallagnol, Murato, e finisce qui 26-24, finisce il terzo set, tutto rinviato sabato 19 a 5 frondi per gara 3. Peccato, potrebbe essere stata una partita diversa quella alla quale abbiamo assistito questa sera. È andata male per 5 frondi, 3-0, ma non un 3-0 secco, un 3-0 combattuto, un 3-0 che il cui risultato dei parziali la dice lunga. Renato, vuoi ricordare i parziali?
tutte e tre i vantaggi. Un gentile signore Aversano ci stava dicendo: ora vi spiego io per l'autostrada così non vi perdete. Ecco, mi stava dando indicazioni. Allora, 25-23, 26-24, 26-24. Quindi più eloquente del risultato dei 3 set, del punteggio, mi pare non ci sia nulla. Peccato per Cinquefrondi, che al primo set sembrava lì per aggiudicarsi il parziale. A parti invertite invece ha rincorso e quasi riagganciato l'avversario, e anche nel terzo parziale abbiamo assistito ad un set combattuto con tanti errori però da parte dei giocatori del Cinquefrondi, che potevano fare meglio. È tutto rinviato a Cinquefrondi. Sabato Tutto rinviato 19, a 3, a sì. che ora, Ciccio? Adesso tocca sabato alle 18, si gioca alle 18 di sabato. Alle 20:30 si gioca solo nell'infrasettimanale. E allora Renato, tutti, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo essere tutti presenti al Palabonini. Allora, tu hai girato, io non sono mai andato in video. in video. Oh, aspetta. Cade. Cade un nonno. Cade un nonno. Allora, chiudiamo dal Palaiacazzi. Palaiabip. Portiamo con noi anche Gabriele, che ha trovato degli amici in rete, amici che giocano con lui in rete. Gabri, sono vieni venuti anche a tu. trovarlo. E allora? Ok, siamo cosa tutti dobbiamo inquadrati. dire? Non ci resta che piangere, no, vabbè. Non ci resta che rientrare a affrontare questa analizziamo questa partita. C'è con noi Peppe Longo. Longo. Peppe, vieni che facciamo qualche considerazione. Possiamo farlo così, guarda. Gliela fa Gabriele l'intervista. Il microfono, tanto guardiamo i meter. Ecco, c'è Francesco che ha vinto. Ok, vai Francesco, vai Gabriele. Ok, saluto i miei amici che ho conosciuto all'Xbox e ci siamo visti qua ad Aversa. E con la nostra maglietta poi era. Come sì, mai? te l'ho regalata io. Bene, hanno fatto tifo. Pensavo che ecco qua. Allora, cosa abbiamo visto ad Aversa? Abbiamo visto una Jolly che è mancata sotto tutti i punti di vista. Abbiamo visto una Jolly che è mancata sotto al muro, è mancata nelle coperture, è mancata soprattutto negli errori a servizio, Peppe. Sapevamo che la partita di oggi sarebbe stata difficile rispetto ovviamente anche a gara 1. Non sono perfettamente d'accordo con la tua analisi, nel senso che abbiamo retto... Nel terzo set più o meno c'era un po' di rinascita. Abbiamo giocato punto a punto tutti e tre i set con una squadra ovviamente molto più forte di noi, con giocatori di grande esperienza del calibro di atleti che hanno disputato, ricordiamoci, anche campionati di Serie A. Abbiamo forse peccato un po' di esperienza nei momenti fondamentali, con la distribuzione del gioco in alcuni momenti che forse avrebbe dovuto dare più certezza a Laganà e a Matteo Bonati, che ha disputato una buona prestazione. Sicuramente gara 3 ancora una volta sarà diversa da quella di oggi, però siamo ottimisti perché credo che i ragazzi, nonostante gli errori, ancora oggi hanno dimostrato di meritare pienamente la partecipazione a questi playoff. Ma soprattutto l'Aversa all'andata ha pagato caro, secondo me, la bolgia del Palabonini, è stata una carica in più, di sicuro. Vedremo sabato c'è bisogno ancora del nostro pubblico. Vogliamo coronare questo sogno, vogliamo sicuramente il Palabonini stracolmo di entusiasmo e di passione per tentare di vincere gara 3 e superare così questo turno. Ora qualche giorno di riposo, rientriamo carichi con comunque tanto entusiasmo e tanta fiducia, perché ripeto, anche oggi abbiamo dimostrato di essere all'altezza dei playoff e ripeto, abbiamo giocato punto a punto con una grande squadra che ha giocato decisamente bene nonostante i nostri errori, ripeto, nei momenti forse fondamentali, soprattutto del primo set, quando non dimentichiamo eravamo 23-21 e siamo stati sempre avanti e poi abbiamo perso 25-23. Comunque ripeto, i ragazzi stanno crescendo, stanno migliorando, ricordiamoci da dove siamo partiti, ricordiamoci la giovane età dei nostri atleti e
gara 3 sabato sarà un'altra storia e vogliamo vincerla. Un'altra bolgia al Palabonini. Grazie Peppe. Grazie a voi, grazie ai nostri tifosi. Mi raccomando, sabato tutti al Palabonini. Aspettiamo, anzi saluto anche io gli amici che erano al chiosco della Villa Comunale. Con noi ai microfoni il mister Antonio Polimeni. Allora mister, una Jolly che era in vantaggio, poi il blackout che non manca mai, il solito blackout, tanti errori al servizio della Jolly. La Jolly ha saputo rispondere ma non nei momenti decisivi. Ma io credo che intanto si giochi anche contro un avversario, e oggi è stato un avversario di tutto rispetto, dove ha messo in mostra la caratura tecnica che sicuramente all'andata non ha messo, e questo avevo già anticipato La voglia di vendetta nel post intervista dell'andata. Io sono contento della prestazione dei ragazzi, perché abbiamo giocato alla pari con una squadra che sicuramente è stata costruita per obiettivi diversi ai nostri, e che comunque ha tra le file dei nomi importanti, e io sono stracontento. Poi è chiaro che qualcosa nei momenti importanti la paghiamo sempre, ma è inutile stare qua a fare proclami, lo sapevamo già, qualcosa si paga, è normale quando è una squadra così giovane, con poca esperienza in certe situazioni, è normale, e noi accettiamo ben volentieri quelli che sono i nostri difetti, perché sono quelli che ci hanno dato le soddisfazioni maggiori quest'anno. Sono stracontento dei ragazzi, e il modo migliore dopo una sconfitta è uscire a testa alta, dare il massimo, dobbiamo riuscire noi come squadra, io come allenatore, i ragazzi come esseri individuali, come squadra, anche in vista del ritorno, a riuscire a fare tesoro degli errori che abbiamo commesso, soprattutto nei momenti importanti, e cercare di avere dei feedback positivi. Mi sento di dire che all'andata nei momenti importanti non abbiamo fallito le palle importanti, e oggi anche per merito degli avversari non siamo riusciti, e anche, voglio dire, ai noi, per qualche errore importante anche nostro, soprattutto in fase di ricostruzione, non siamo riusciti a far nostro i set e la partita. Però sono contentissimo dei ragazzi, veramente, perché giocare su questo campo 3-7 vantaggi, addirittura avevamo tutte e tre i set la possibilità, anzi i primi 2 set la possibilità di farli nostri, perché abbiamo avuto un match ball, un set ball nel primo set e un set ball nel secondo, è qualcosa di importante. Sono stracontento, è normale, non mi piace perdere, però come si dice, no? Dalle sconfitte impara più il poco da una sconfitta che il re da una vittoria, e quindi noi questo dobbiamo fare, il nostro obiettivo è questo, riuscire a mettere dentro le esperienze maggiori che potevamo mettere, va benissimo così. Non vi dico bugie, non sono uno che non esterna, sono contentissimo dei ragazzi, veramente so il valore, conosco il valore nostro, conosco il valore degli avversari. Ci è mancato poco, perché probabilmente i dettagli avrebbero potuto indirizzare i set in un altro modo, perché poi la pallavolo vive anche dei dettagli, ed è su quei dettagli che noi dobbiamo lavorare e crescere individualmente e di squadra. Sabato si giocherà al Palabonini, si sa, il Palabonini è l'uomo in più per la squadra. Assolutamente, il fattore casa è importante per noi, e vogliamo e dobbiamo sfruttarlo nel miglior modo possibile, giocando con questa grinta, questa cattiveria, e poi sai, magari qualcosa di buono da certe situazioni riusciamo a trarle anche sicuramente con punti di riferimento maggiori tra le nostre mura. Grazie mister Polimeni. E qua. Direttore sportivo dell'Aversa, allora, una Aversa che ha cercato vendetta nei confronti della Jolly rispetto al 3-0 della Jolly del Palabonini, ha saputo rispondere perfettamente contando sulla qualità dei suoi giocatori. Certo, anche se essere così vendicativi nei confronti di una squadra così ben preparata e gestita da dirigenti eccezionali, io colgo l'occasione ancora una volta, e non a caso dopo una vittoria, ma per complimentarmi proprio anche per l'accoglienza che noi abbiamo ricevuto da voi,
e quindi il minimo che noi potevamo fare era ricambiare in qualche modo, e in un certo senso dovevamo anche qualcosa alla squadra stessa vostra, ai vostri tifosi, perché noi a Cinquefronti abbiamo fatto una pessima partita. Ci stanno seguendo i tifosi, ovviamente. Quindi anche se a questo punto qua effettivamente può accadere di tutto, però se dovessimo per caso uscire dai playoff avremmo perso contro una bellissima squadra gestita da ottimi dirigenti, un ottimo ambiente. Sono contento di disputare queste gare con il Cinquefronti. Grazie mille. Grazie a lei, in bocca al lupo. Vieni ai microfoni, vieni. Vieni. C'è Peppe Bonina, signori, c'è Peppe Bonina. Peppe, ritorna ai microfoni dell'NTP. Hai visto? Mi sono mancato, no? Sì, esattamente. Allora, Peppe, la prima domanda mi pare ovvia. Che cosa è successo all'Ottaviano? Perché tutti quanti pensavamo di affrontare Ottaviano. Tu giochi ovviamente nell'Ottaviano. Sembrava quasi fatta. Sembrava quasi fatta, un punto mancato. Per un punto. Abbiamo steccato purtroppo l'ultima di campionato, fuori casa. Certo, c'erano anche degli atleti di Serie A in mezzo a quelli di Castellana, comunque delle giovanili. È stato un peccato, però vabbè. Sarebbe stato bello ritrovare e scontrare il Cinquefronti, però ormai è successo così, è andata. Allora, sei centrale, che cosa pensi dei centrali della Giolli? Aprile ovviamente l'abbiamo visto anche l'anno scorso che è in netta crescita, ma soprattutto in Nardi che vabbè oggi ha fatto un paio di errori e non è andato bene. Vabbè, ci sta ogni tanto fare qualche errore umano, è normale. Ma guarda, sono comunque dei buoni centrali, io ricordo Aprile ed è rimasto così per com'è, un buon centrale. È entrato in sostituzione tua l'anno scorso. Esatto, ti ricordi. E anche l'altro centrale, Nardi, un bel giocatore. Ma comunque ho visto molto migliorati Bellucci, anche Matteo, Bonati, Mateus, bei giocatori. Grazie Peppe, ci ha fatto piacere, davvero tanto piacere. Allora, quindi non ci resta che salutarvi con la sconfitta amara della Giolli Cinquefronti qua ad Aversa. Ci mandiamo l'appuntamento a sabato prossimo al Palabonini di Cinquefronti, ore 18. Renato? Sì, eccomi, arrivo, intanto ci mettiamo qua tutti e tre. E che dire? Ci aspetta il ritorno. Mi raccomando, tifo, tamburi, gara 3. Settimo giocatore in campo. Come ti senti? Il pubblico, ma non ci sono... Solo tamburi, rumore e tifo a squarciagola per continuare ad inseguire un sogno. Sogniamo insieme noi e voi e tutti gli appassionati di pallavolo. Grazie infinite. Vogliamola. Rientriamo, viaggeremo tutta la notte e ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao. Arrivederci, attenzione ai viti di luce. Arrivederci a tutti. Adesso arriva la sigla,